un'associazione sportiva che sia anche qualcos'altro, cioè un luogo di crescita, un luogo di formazione, un luogo di educazione. Ha già detto noi che soprattutto noi prima della pallamano facciamo formazione 360. Sono già state qualificate quasi tutte per festeggiare il 40° dell'associazione. Nel 2024 la società Pallamano Cellini compie 40 anni. E abbiamo raccolto la collaborazione con il presidente, anzi con il Tamiso, di cui abbiamo rappresentanza il presidente Franco, che essenzialmente fa agricoltura biologica. Pertanto lui crede anche in questi valori, nei valori della formazione, e abbiamo cercato di fare questa cosa assieme. Io in primis, ma anche la società, crede nel valore del mangiare in un certo modo. Più che mai, secondo il mio punto di vista, adesso, dove il cibo viene creato nel modo, dal mio punto di vista, peggiore, perché abbiamo tanto cibo spazzatura che purtroppo non ci fa bene. E a questo proposito, sempre insieme a Franco, abbiamo l'intenzione di fare un centro d'acquisto qua a Cellini, proprio con verdura e frutta che viene dal Tamiso. Dobbiamo mettere a punto alcuni elementi. Appena saremo pronti vogliamo partire con questa cosa. Questa serata non sarebbe possibile senza il comune di Padova, senza tante persone, senza l'intervento e l'aiuto di molti, però in particolare del comune di Padova. Allora io invito a venire qui il vice sindaco Andrea Michalizzi. È bello anche stare insieme col sorriso, perché insomma Pallamano Cellini anche personalmente per me insomma è una presenza che mi porto fin da quando ero ragazzino, perché io sono cresciuto qua a Mortise, quindi chi viveva a Mortise non poteva non conoscere la Pallamano Cellini e il professor Marchionni, che ragazzino era il professore. Per me è una presenza che poi quando anche ho preso l'attività amministrativa, quindi l'ho apprezzato anche come soggetto che fa non solo sport, ma che fa cultura e tiene insieme ragazzi e famiglie con i valori dello sport, che sono anche i valori dello stare insieme, i valori dell'integrazione, i valori anche del rispetto del proprio corpo, imparare, come dire, a vivere in modo sano nel rispetto di se stessi, degli altri, del proprio corpo, e quindi attenersi, come dire, non solo in allenamento, ma fare in modo che tutto quanto concerne lo sport, allo stare in gruppo, al vivere in modo sano, diventasse uno stile di vita. Infatti non è la prima volta che io vengo a cose che organizza la Pallamano e che non sono partite, e neanche i tranzi o le cagnate di cui si parlava prima, ma appuntamenti come questo dove si coinvolgono anche le famiglie, e credo che sia anche una buona cosa per una famiglia sapere che la società sportiva dove il proprio figlio si allena è anche un'opportunità di crescita per i ragazzi e le ragazze, ma anche per le famiglie che vengono a questi appuntamenti. Ecco, per il comune e per noi, anzi porto i saluti di Sergio Giordani, dell'assessore anche allo sport Diego Bonavina. Professore, allenatore, dirigente sportivo, attualmente il presidente regionale del CONI, ma insomma avrebbe credo un sacco di storie da raccontarci, potremmo restare qui con la copertina. Poi vi garantisco che il mondo dello sport, e quindi abbiamo una cellula come si può dire eccellente, lavora tutto così. Io ho l'onore di rappresentare il mondo dello sport veneto. Vi do i numeri, li do sempre, i numeri dicono 650.000 tesserati atleti, 650.000, un popolo, 13.865 ASD, società sportive, come queste, depurate dai doppioni, perché quasi 10.000 società vere, 160.000 di noi, volontari. Anche voi, genitori, vi portate la domenica a fare le partite, no? Questi 160.000.
Quindi siamo una grande realtà che lavora bene. Siamo la terza agenzia educativa insieme alla famiglia, molto bene, la scuola, non aggiungo niente, non faccio commenti. La scuola e lo sport. Abbiamo l'onere e l'onore appunto di essere agenzia educativa e quindi abbiamo l'obbligo di lavorare bene come fa Pallamano Cellini. E questo, ma soprattutto il messaggio è che vedo con soddisfazione che Pallamano Cellini, le società sportive del terzo millennio, se vogliono vivere e andare avanti, devono aprirsi al sociale e non fermarsi, io dico come sempre slogan, non solo campionato. Non si può fare solo il campionato, bisogna diventare un'agenzia che offre servizi e quindi le società sportive devono essere come Pallamano Cellini. Complimenti. Parliamo di pallamano però, e quindi invito qui il vicepresidente della Federazione Italiana del Pallamano, Gianni Cenizzi. La Pallamano Cellini è una realtà importantissima per il movimento della pallamano, non lo è solo per Palla, è l'amministrazione comunale, sapere cosa fa di sociale, di utilità per la popolazione di questa zona, quindi è importantissimo dal punto di vista educativo, dal punto di vista sociale, ma come dicevate lo è anche dal punto di vista sportivo. Parlavamo prima col professor Ponchio di ragazze e ragazzi che crescono in questa realtà e vanno nelle squadre nazionali, quindi il mio ruolo stasera è quello di onorare soprattutto voi da parte di tutta la Federazione Pallamano, di ringraziarvi per quello che fate, di essere testimone che per quello che può una federazione come la nostra cerca di valorizzare e di dare sostegno a tutto quello che c'è di sportivo ma anche di non sportivo. Oggi è una serata non sportiva, ma è una serata comunque importantissima perché trasmette valori, trasmette cultura, lo stesso che è legata allo sport, perché poi anche per essere bravi atleti bisogna sapere gestire il proprio corpo, gestire il proprio stile di vita, e quindi è importantissimo che gli atleti e anche le famiglie sappiano quando si ha un ruolo e un impegno sportivo che cosa significa, e avere informazioni come quelle che sicuramente si possono percepire stasera credo sia fondamentale anche per la crescita sportiva. Adesso entriamo nel tema della serata. Questa serata è stata organizzata, nasce dall'incontro con la cooperativa Etaviso. Etaviso, per chi non la conosce, è qualcosa che per me, che non sono padovano e che sono venuto a Padova a metà degli anni '80, è qualcosa di straordinario. Che cos'è? Potremmo dire che banalmente, inizialmente, è un esempio di imprenditoria agricola di successo, e questo solo attualmente basterebbe per dire che sono stati dei grandi. Ma non solo, è stato negli anni in cui vi dico, io sono arrivato qui a studiare, un esempio di cultura nuova. E questo vuol dire che Padova in quegli anni e anche adesso è riuscita a creare un modo di pensare diverso, un modo di immaginare, di prevedere, di sognare, che è quello che ci serve adesso. Quindi 50 anni fa il Taviso vedeva quella che doveva essere il modo di produrre, il modo, come dire, corretto, sostenibile, in modo che risparmiasse e non depauperasse l'ambiente, l'aveva capito, e questo è per me una cosa straordinaria. Invito qui Franco Zecchinato. Tra l'altro il Taviso è stato fondato a Padova nel 1984, quindi ha tanti anni come la Cellini, quindi l'anno prossimo faremo 40 anni anche noi di attività. È nato in quegli anni come esperienza cooperativa agricola, ma con una forte connotazione della relazione col territorio, con la città, con le persone, e l'elemento che all'epoca sceglievo come argomento di relazione era proprio il cibo inteso come elemento di salute della persona, quindi attenzione come stile di vita, e il cibo inteso come relazione col territorio e con l'ambiente, perché l'agricoltura, per quanto noi siamo una realtà abbastanza pericolosa sul piano ambientale, lo sapete, Paolo, per densità di abitanti, per
chi vuole stare qua ha il dovere di occuparsi della sostenibilità complessiva della società, delle persone, della salute. Quindi noi abbiamo, io personalmente mi sono sentito fortemente coinvolto nella proposta del professore quando dice io voglio coniugare lo sport, l'educazione, le relazioni tra le persone, l'agricoltura biologica è un modo di mangiare più cosciente, più ragioni che porti il cibo al ruolo che si merita nella nostra scala di valori, cioè un elemento fondamentale per salute propria e dell'ambiente. Come diceva giustamente Gianni, proviamo a coniugare attività economica, attività produttiva, gestione del territorio in maniera sostenibile con relazioni, con cultura, quindi con sviluppo culturale, perché siamo convinti che anche l'ambiente in cui viviamo migliora se noi ce ne occupiamo dal nostro punto di vista, che è quello di un semplice consumatore, di uno che si alimenta di qualcosa. Nicola Manno si è presentato come agroecologo. Io non so che cos'è. Sono biologo in sostanza e lavoro in agricoltura, quindi un approccio complesso da ecologo all'agricoltura, cercando di rivelare tutta la sua complessità. Questa è la diapositiva che ho scelto, cibo tra rinunce e privazioni, fa già paura e affronta più o meno come si stanno comportando i consumatori degli altri paesi, perché approfondisce tutta Europa e vediamo che nel Regno Unito addirittura il 33% della gente è disposta a sacrificare il cibo, vista problemi di inflazione, di accesso insomma ai beni, e sacrificherà il cibo. In Italia per fortuna stiamo ancora resistendo, solo il 14% dei consumatori COP, degli intervistati, ha dichiarato che non è disposta a rinunciare su qualità. Si intravede il 76% dei consumatori si sta proprio adoperando per adottare nuovi metodi per l'approvvigionamento, per la trasformazione e per il consumo di cibo. Il 57% in sostanza dei consumatori è definito custode, di cui metà, un po' di più, è proprio conservatore, legato ai cibi della nonna. Un 30% è anche disposto alla novità e poi ci sono i consumatori proprio esploratori classificati da loro, quindi il 5% più o meno, il 23% dei consumatori mangia solo cose nuove, cose che hanno un valore culturale, etnico, anche tecnologico a volte, perché cibi innovativi, molto artificiali, colorati o attraggono, appunto come si definiscono i custodi, dieta mediterranea, tradizione italiana, prodotti locali a chilometro zero, insomma questo è più o meno l'ABC del Taviso, che è nato proprio in distribuzione dei soci che stavano nei dintorni di Padova inizialmente, adesso si è allargato su Salerno, vicino a Malea che prodotti locali a chilometro zero e tradizione locale. A queste esigenze rispondiamo molto bene e andando a guardare le esigenze degli esploratori, ovvero di coloro che hanno un'identità alimentare a mondo aperta, insomma che vogliono provare nuovi cibi. Allora, attitudine non avere scarti, si allineiamo, alimentazione personalizzata, d'accordo, per queste esigenze. Il biologico è tra gli esploratori, vuol dire che cercano l'esotico, ma non il biologico. Redici italiano, flex italiano, non lo conosco, vegetariano, iperproteico, ci sono tante proteine, speriamo alternative alla carne, carboidrati, no carboidrati, c'è anche quello sport, quindi una dieta funzionale ai consumi e lo stress dovuto all'attività sportiva. L'etnico, quindi insomma, una scelta che è dettata magari più dalla socialità, dagli amici con cui esci, dalla volontà di conoscere certe culture. Eccoci qua, questi siamo noi. Tradizionali ma aperti all'innovazione. Insomma, teniamo uniti tecnologie passate con le necessità attuali.
perché tante volte nemmeno noi, perché quando noi stiamo male o quando i nostri figli stanno male, che cosa facciamo? Cerchiamo di trovare il miglior medico che possa curare la nostra malattia. Però quando siamo in salute, e la salute è il bene più prezioso che abbiamo, non pensiamo a chi mettiamo in mano quotidianamente la nostra salute, andando ad acquistare il cibo in base al prezzo, in base all'etichetta, in base a delle caratteristiche che vedremo che non hanno niente a che vedere con la salvaguardia della nostra salute. Quindi la prima cosa da fare è, quando si sta bene, capire in mano a chi stiamo mettendo la salute nostra e dei nostri figli. Se noi tutti noi abbiamo delle malattie genetiche nel nostro DNA, però possiamo non farle esprimere, quindi se abbiamo la genetica per il diabete, per qualsiasi tipo di tumore, per le malattie cardiovascolari, per il noi abbiamo la possibilità di non far esprimere queste malattie facendo sport, mangiando bene, dormendo le nostre ore di notte, cercando di gestire le nostre emozioni in modo adeguato, perché questo è stile di vita. Che cosa allora? Per salvaguardare la nostra salute cosa dovremo fare? Prendere pochissimi farmaci, solo quelli indispensabili, poi quando servono per fortuna ci sono. Per il 35% gestire bene la nostra alimentazione, per il 35% gestire bene il nostro intestino, perché l'intestino si dice ormai da tanti anni che è il secondo cervello, ma in realtà è la sede segnata per gestire le nostre difese immunitarie. E poi vedete movimento, quindi alimentazione, movimento e intestino. Con l'alimentazione e con il movimento già noi manteniamo in buona salute il nostro intestino e quindi le difese immunitarie. In realtà noi siamo gli unici animali che consumiamo per libera scelta cibi che ci fanno ammalare, perché nessuno ci costringe ad andare al supermercato e comprare i biscotti, comprare le verdure, comprare i cibi confezionati. Non ci costringe nessuno, siamo noi che scegliamo liberamente dove fare la spesa, cosa acquistare e cosa mangiare. E il problema inoltre è che quando noi acquistiamo tutti questi cibi confezionati con tantissimo packaging, abbiamo un doppio danno, nel senso che mangiamo del cibo che ci fa ammalare, inoltre sosteniamo l'industria che produce il packaging e sosteniamo anche l'industria che gestisce i rifiuti, chiamiamola industria. E tutto questo poi va a inquinare l'ambiente, quindi noi ci troviamo con l'aria, l'acqua, i terreni, tutto inquinato. E tant'è che alcune persone dicono bene, vale la pena mangiare biologico perché tanto è tutto inquinato, sì, certo, ok, però se io coltivo in modo biologico non posso fare a meno ovviamente dell'aria, dell'acqua che sono inquinati, però non posso fare niente. Se invece l'agricoltura non è pulita, oltre agli inquinanti dell'aria e dell'acqua arrivano anche molte quantità di altre sostanze chimiche che tra poco vedremo che cosa fanno alla nostra salute. Dando a delle persone la stessa scelta di cibo, però tra cibo naturale e cibo invece ultraprocessato, mettendo a disposizione la stessa quantità di calorie,
queste erbe, chiamiamole infestanti, che sono quelle che poi in realtà vanno a mantenere il nostro terreno fertile, non possono sopravvivere, e il risultato cos'è? Che a furia di mangiare pasta di grano qualsiasi coltivato in modo intensivo, crackers, biscotti, eccetera, di frumenti coltivati in questo modo, noi tra un po' non potremo più produrre il nostro cibo, perché il terreno diventerà sterile, e questo è già un problema che si sta manifestando tantissimo. In più viene perso, come dire, non essendoci più le erbe infestanti, perdiamo tantissima fauna, micro e macro fauna, e quindi noi qui vediamo una piramide alimentare con diciamo gli insetti e i piccoli animali dell'orto dei campi, ma se noi facessimo questa piramide un po' più grande, qui in Cina ci siamo noi. Quindi questo cosa significa? Significa che a furia di perdere le caratteristiche, quelle originali del terreno, anche noi rimarremo senza cibo, come rimane tutto il resto della catena alimentare. L'aspetto molto importante è che, come dire, queste sostanze chimiche hanno dei limiti per legge, ma hanno dei limiti per legge prese una alla volta, mentre ad esempio se voi mangiate una mela non biologica vi trovate 15 sostanze diverse, se voi prendete il pane al panificio vi trovate 20-25 sostanze diverse, e nessuno ha mai studiato gli effetti a lungo termine di mangiare tutti i giorni un pane con tutti questi inquinanti per 5 anni, 10 anni, 20 anni, perché voi dovete pensare che nel pane ci sono i pesticidi, ci sono poi ci sono gli antimuffe che mettono nei silos per conservare il grano, e poi ci sono tutti i miglioranti della panificazione, c'è del glutine aggiunto, ci sono dei miglioranti appunto dell'alimentazione, del profumo della farina, insomma, dentro c'è un bel carico da 90 sostanze chimiche. Queste sostanze chimiche che sono studiate una alla volta e in cui i limiti sono dati una sostanza alla volta per un uomo adulto di 70 kg, quindi qui nel dico tutte le persone che non sono un uomo e che se sono un uomo pesano meno di 70 kg, vuol dire che non sono tutelate dalla legge per i residui dei pesticidi, anche prendendoli uno alla volta. Inoltre questi residui, questa legge tutela per le macro, come si dice, malattie che abbiamo visto prima, quindi cancro, eccetera, infertilità, ma non per l'effetto di interferenti endocrini che fanno queste sostanze. Poi queste sostanze chimiche vanno a interferire ad esempio con le nostre ghiandole, ad esempio la tiroide. Quante persone adesso, anche da giovanissime, hanno problemi alla tiroide, perché le sostanze chimiche nell'ambiente vanno a interferire con il funzionamento della tiroide, delle ovaie, della prostata, del pancreas, insomma di tutto quello che è gestito dagli ormoni nel nostro corpo. Poi, se noi scegliamo un cibo, diciamo, biologico, chiamiamolo così, anche se a me questa cosa non piace, perché non dovrebbe essere marchiato il cibo biologico, dovrebbe essere marchiato l'altro, cioè dovrebbe esserci scritto cibo trattato con sostanze chimiche e l'altro è cibo normale, no?
se si mangia un'insalata, diciamo, soprattutto se coltivata in agricoltura convenzionale, di ferro non ce n'è, cioè un'insalata è un supporto per la clorofilla praticamente. Se invece consumiamo delle piante che siano più, come dire, rustiche, no? Hanno un contenuto di ferro molto più elevato. Vedete ad esempio il tarassaco contiene 17 volte il contenuto della vitamina A degli spinaci. Non basta mangiare proteine, carboidrati e grassi, serve anche idratarsi e usare quelle che sono le chiavi di avviamento della nostra salute. Se noi mangiamo cibi che sono stati impoveriti come farine bianche, eccetera, tendiamo poi a rimpinzarci di integratori perché ci sentiamo stanchi, ci sentiamo che magari ci vengono i crampi, ci sentiamo che non siamo al top della nostra prestazione e quindi la tendenza è quella poi di foraggiare tantissimo l'industria degli integratori che di fatto non vanno mai a dare uno stato di benessere nemmeno lontanamente simile a quello che dà alimentarsi in modo adeguato. Perché uno sportivo è importante che vantaggi ha? Che vantaggi ha mangiare meglio? Allora, intanto a mantenersi in salute, mantenere il peso corporeo, anche questo è di fondamentale importanza, sia per chi fa sport che anche per chi non lo fa, ottimizzare gli effetti dell'allenamento, quindi far sì che gli allenamenti vadano in progressione, quindi più mi alleno e più il mio fisico poi risponde. Migliorare quindi di conseguenza la prestazione sportiva e anche i tempi di recupero, che sappiamo che sono veramente di fondamentale importanza. Gli elementi che sono indispensabili nell'alimentazione dello sportivo sono carboidrati complessi e iniziamo a aprire una finestra ad esempio sui cereali integrali, zuccheri semplici ma non zucchero, dopo vedremo perché, quindi ad esempio la frutta, proteine e anche qua tornano i fagioli, proteine, e poi grassi di buona qualità, quindi olio, perché no, del burro fatto da panna fresca centrifugata per esempio. Molto spesso chi fa sport pensa alle proteine, perché muscolo, proteine, quindi ho bisogno di mangiare tante proteine. Di fatto le proteine, se sono troppe, fanno male. Prima di tutto bisogna, quando si fa sport, ma anche quando non si fa sport, per stare bene, la cosa fondamentale è idratarsi. Perché noi abbiamo un corpo che è composto almeno dal 60% di acqua e tutto quello che avviene dalla trasmissione del sistema nervoso appunto il muscolo è formato per la maggior parte di acqua, perché il sangue è composto per la maggior parte di acqua e nel muscolo il sangue è molto presente. Quando siamo disidratati, il primo organo che entra in sofferenza è il sistema nervoso. Perdiamo concentrazione a scuola, al lavoro, nella vita di tutti i giorni. Perdiamo anche la velocità, quindi perdiamo la coordinazione, la capacità di discernere tra quello di cui ho bisogno. Molto spesso quando siamo disidratati sentiamo uno stimolo che arriva dal cervello e pensiamo di avere fame e invece abbiamo sete, siamo disidratati. E ricordate che quando arriva il segnale della sete è già troppo tardi, perché siamo già disidratati del 2% e uno dice no, è il 2%, sì. Per recuperare il 2% di idratazione ci vogliono almeno 24 ore, a volte di più, perché non è che bevo l'acqua e recupero l'idratazione, servono tantissime ore. Per cui invece quando noi pensiamo alle proteine, che proteine mangiare, allora
mangiamo di nuovo in una giornata proteine animali, è come se invece che metterci la crema sulle mani andassimo a lavare i piatti senza guanti. No, il detersivo per i piatti è particolarmente aggressivo per la pelle. Noi possiamo anche giocare con le proteine vegetali utilizzando sia legumi che semi oleosi. I legumi in particolar modo alzano quegli acidi grassi a lunga catena che poi hanno tutta una serie di effetti positivi sul nostro corpo, quindi per gli sportivi utilizzare solo una parte di proteine vegetali, ad esempio, ha il vantaggio che le proteine animali creano tanta acidità nel muscolo che poi non funziona in modo vantaggioso. Se invece noi mangiamo, se gli sportivi mangiano un po' di proteine animali e un po' di proteine vegetali, il muscolo sarà meno acido e quindi la prestazione sarà maggiore. Per tutti invece vale che i legumi aiutano a perdere il peso in eccesso oppure anche a mantenere il peso forma, aiutano a mantenere un buon equilibrio del colesterolo, aiutano a mantenere una buona glicemia che tra l'altro fa prevenzione a tante malattie, anche a quelle oncologiche e anche, vedete, l'infarto. Ad esempio, negli sportivi mangiare dello zucchero prima di una prestazione va a dare stanchezza muscolare e riduce la prestazione sportiva stessa. Quindi una cosa molto importante per chi fa sport è non fare colazione con alimenti zuccherati. Dopo vedremo perché chi fa sport va a un lavoro, va a scuola, quindi è importante partire con una buona colazione e soprattutto non mangiare zucchero prima di un allenamento o di una gara, di una prestazione sportiva, perché questo va a incidere negativamente sulla prestazione, perché dà stanchezza muscolare prima e anche dà problemi di concentrazione e quindi anche di concentrazione durante la prestazione sportiva. Inoltre, per tutti questo, lo zucchero fa fame, quindi più dolci mangiamo e più abbiamo fame, una fame che poi è una
abbiamo tanto magnesio che servono a tutti e servono tantissimo agli sportivi, ma se io prendo una ottima farina integrale biologica del grano più antico del mondo e lo panifico con lievito di birra, quei minerali il mio intestino non li assorbirà neanche uno. Per assorbire i minerali io devo o farmi in casa o acquistare un pane panificato con la pasta madre fresca, perché solo così io avrò la possibilità di poter assorbire i minerali a livello intestinale. Un'ottima colazione, diciamo, la versione animale potrebbe essere il pane panificato con la pasta madre, la versione animale, un panino con la pasta madre, integrale, o se non è abituato a essere integrale, con del prosciutto per esempio, oppure la frittatina con il pane, oppure il panino, un toast con un formaggio di buona qualità. Se invece vogliamo andare verso le proteine vegetali, possiamo fare ad esempio il pane con la crema di mandorlo, di nocciole, e possiamo anche fare per esempio crema di nocciole e miele, tutti alimenti, tutti di qualità e che vanno a migliorare appunto lo stato di salute del primo cervello e del secondo cervello ed anche la prestazione scolastica e sportiva e anche lavorativa. I semi oleosi, anche loro, come i legumi, aiutano a regolare anche se noi li vediamo sempre come alimenti molto calorici, in realtà dovremmo vederli come alimenti proteici. Noi il parmigiano, che ha la stessa composizione praticamente delle noci, non lo vediamo come un alimento grasso, lo vediamo come un alimento proteico. E quindi dovremmo fare questo switch mentale anche per quanto riguarda i semi oleosi. I cereali integrali hanno anche loro tutta una serie di vantaggi, abbassano l'infiammazione anche a livello muscolare. Quindi mangiare pasta integrale, pane integrale con la pasta madre, aiuta la prestazione muscolare. E poi proteggono dall'aterosclerosi, il cancro, insomma fanno la prevenzione, il riso integrale fa prevenzione del cancro al colon. E infine ci sono le verdure. Le verdure, secondo la piramide alimentare, ormai qualche slide fa non ve la ripropongo, però vanno mangiate a tutti i pasti. E il momento migliore per mangiare la verdura è la verdura del pasto. Allora, prima di tutto, a chi la verdura non piace, così se la toglie dalle scatole e non cucina il piatto che gli piace. Poi perché mangiare la verdura aiuta a avere un po' la sazietà, ma soprattutto aiuta a digerire meglio e a gestire meglio quello che si mangia dopo. Ad esempio, se io mangio un piatto di verdure e poi un piatto di pasta, anche se la pasta è bianca, non avrò un picco glicemico che fa ingrassare, che fa venire sonnolenza, che poi magari a metà partita o metà allenamento mi fa venire la stanchezza. Se mangio la verdura prima, questo non succede. L'idratazione e la corretta alimentazione aiuta anche a prevenire i cicli che poi vengono fuori dal campo di gioco per tanti mesi. Le barrette, non che a lei, sono barrette per lei che quindi ci incastrano dicendoci non ha giusta. Certo, assolutamente, sì, perché quello che è solitamente lo specchietto delle allodole, no? Quindi sì, all'interno, tra l'altro, appunto, se le barrette proteiche quando ce ne sono tantissime, quindi devono mettere dentro qualcosa che crei dipendenza, perché
Io volevo solo sottolineare una cosa ai ragazzi, ma anche ai genitori. Io ho insegnato, come dicevo prima, tanti anni, e in questi anni ho scoperto che c'è una grandissima percentuale di ragazzi che non fa colazione. E abbiamo visto quanto è importante la colazione, ma anche dal punto di vista poi poter pensare, di poter produrre a scuola. Quindi una percentuale altissima, e questo ve lo posso dire. Secondo, poi c'è la famosa merenda, e nella famosa merenda il peggio del peggio viene consumato in quell'occasione. Il famoso panino che mangiavo io in Illo Tempori esiste in pochissimi casi, perché poi arriviamo anche che si vergognano di portare il panino, perché è molto meglio. Allora, il primo cibo durante la merenda sono le patatine. Questo è il primo cibo che viene consumato. Allora, io volevo sottolineare il fatto che qualcosa abbiamo visto, la dottoressa vi ha presentato, di quanto è importante la prima colazione. Però bisogna alzarsi prima un po' la mattina, e su questo i genitori dovrebbero fare il loro. Il secondo aspetto che volevo mettere in luce, che anche questo abbiamo visto, soprattutto Mallo ha fatto vedere, anche io Mallo perché mio nonno è stato, e quanto tutti noi siamo disposti a rinunciare ad altro per poi questi soldi spenderli nel comprare del cibo sano. Ne va della nostra salute, perché poi il tema di oggi è la prima cura è il cibo. Io invece volevo sapere come si fa a riconoscere un prodotto biologico, soprattutto su frutta e verdura. Non vai al supermercato perché ti mettono l'etichetta in marchio e dici ma mi stanno fregando. Vai dal produttore, cioè della tua zona, che quindi tu vai a comprare il biologico, poi se non ti fa pettini, il vicino ti dice, inizia a dire ma vai da quello che comprai. Quello che dice è rivoluzionario, perché dice che il marchio, l'etichetta non serve, ma bisogna andare direttamente, bisogna riscoprire un altro modo di acquistare. Per esempio, Garantirsi. anche l'olio, no? Magari io non è che conosco il produttore da cui acquisto, però lo conosce un amico, è andato là, l'ha conosciuto, e magari altri da cui acquisto passando in ferie vanno, lo salutano, ci fanno le chiacchiere, tu parlando con una persona che produce un tuo cibo, capisci se c'è o ci fa, se vedi il marchio, si fa bene. Per esempio nelle mie zone sto facendo una mappatura delle aziende agricole biologiche, e alle persone che vengono a studio da me do oppure quando tengo dei corsi delle cose, do la lista delle aziende agricole dove poter fare la spesa. Perché i bambini, i ragazzini capiscono da dove nasce il cibo, perché
coinvolge tutti nel continuare ad evolvere la società, le relazioni, le regole, no? Quindi attraverso il cibo possiamo anche toccare molte altre cose. Se invece ci limitiamo al biologico, che costa un po' di più al supermercato, dentro compro un po' di nylon, un po' di fiore, non abbiamo cambiato sostanzialmente niente sul piano del futuro. Grazie a te. Ma è il motivo per cui il Tamiso è un movimento culturale, non è soltanto produrre qualcosa, perché dicevo prima c'è la visione del futuro. In pochi secondi io vorrei cambiare alimentazione. Mi convinci? Come fai a convincere un ragazzo che ha 15 anni e che vede nel donut oppure nei biscotti famosi di cui parlai prima la dieta quotidiana? Come fai a Non c'è neanche i brufoli. e magari non c'hai i brufoli e magari ha prestazioni sportive straordinarie, come fai a convincere? E non è grasso, è intelligente, va bene, a scuola tutto perfetto, come facciamo a convincere? Che miseria. E per questo bisogna fare un'altra edizione con la prossima. Lasciarmi il tempo. Io penso, ti ringraziamo tutti.